Arriva il gol dell'1-0 qui del Franco Picchiapò. Prova subito a trovare la rete del vantaggio, segnato il pallone filtra, ma si chiudono bene le maglie del Picchiapò che prova a ripartire con Mosca. Attenzione a Mosca che alza la testa, prova a servire Felicetti in aria, smanaccia il portiere del Facete Largo, manda in calcio d'angolo. Il pallone passa, attenzione perché è giocabile per Mosca che se la aggiusta col mancino. Ci mette i pugni ancora De Angelis, calcio d'angolo. Il pallone sulla destra. Giocato verso Melardo che fa la sponda al limite dell'area di rigore. Qui grande intervento del portiere del Picchiapò che nega il 3-1 al Facete Largo. Vediamo se andrà al tiro, al cross. Mosca. Mosca col mancino, palla alta sulla traversa, non si abbassa il sinistro di Mosca.